Bello Team, io sono Beatrice e se volete rimanere aggiornati per i nostri nuovi video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sopra. Giurati, pronti? Mi manca un giurato, dov'è scappata Giulia? Siamo pronti, Giulia, dove sei? Che siamo pronti per iniziare nuovamente una nuova sfida. Questa sfida è la sfida di portamento ed eleganza, ovviamente perché mettiamo alla prova tutte le nostre concorrenti e questa volta le vedremo sfilare con i costumi di Gelé Beachwear, un'azienda leader nel settore della moda mare con oltre, pensate, 25 anni di esperienza. Gelé è un brand nuovo che è nato nel 2018 per vestire le ragazze più giovani e sempre sempre alla ricerca di un capo alla moda e di qualità, quindi dai colori vivaci e dai dettagli ricchi di pietruzze piuttosto che pizzi, merletti, insomma disegni raffinati. Successivamente le vedremo con la posa fotografica, vestiranno un abito elegante e indosseranno i gioielli di Leonardo Gioielli, la gioielleria e orologeria di Mestre, quindi dal 1989, un punto di riferimento per tutti i veneziani, sempre pronti a consigliarvi il gioiello più adatto ad ogni esigenza. Assieme ai gioielli sfileranno anche con le borse di PGHY Venezia, un nuovo brand che rappresenta stile e tradizione italiana. Sapienti artigiani realizzano con cura le migliori borse e pochette con materiali ricercati che rendono esclusive le loro creazioni e uniche le persone che le indossano. Signori e signori, le nostre concorrenti, mi raccomando giurati, aguzzate la vista, sempre voti dall'1 al 10, il numero vi apparirà sui maxi schermi, quindi guardate a destra e a sinistra le miss che escono. Ci vediamo tra pochissimo, in bocca al lupo!
insomma le nostre miss ci hanno davvero fatto vivere l'emozione di una passerella di moda con i bikini di Gelé Beachwear, i gioielli di Leonardo Gioielli e le creazioni in pitone, le pochette di BGHY Venezia. Io voglio presentarvi Amix, è un nostro partner, dal 2007 sono le tue ciabatte per ogni esigenza e momento dell'anno, dal mare al salotto di casa, per tutti i gusti e per tutte le età. Ogni anno propongono al pubblico oltre 600 referenze estive e 400 invernali, con la positiva presunzione di voler accontentare proprio tutti. Credo bene, con tutte queste tipologie di scarpe e campioni sono presenti in oltre 1000 punti vendita in tutta Italia ed Europa e si contraddistinguono nel mercato proprio per la loro qualità e il suo vasto assortimento. Ci siamo allora giurati, pronti per l'ultima uscita. A gran richiesta quest'ultima uscita è ritornata perché tante ragazze, ma anche il pubblico, ci chiedevano: ma perché non fate l'ultima uscita con l'interpretazione? Le ragazze comunque negli anni abbiamo dato dei temi, quindi la storia della donna, abbiamo dato i temi dei film, hanno comunque interpretato un personaggio al quale comunque si ispiravano. Quest'anno, dopo questi 2 anni difficili di pandemia e di Covid, abbiamo pensato di dare una libera scelta alle nostre ragazze e quindi di interpretare il personaggio che più le rappresenta, al quale si ispirano. Può essere un idolo, che può essere un genitore, può essere un personaggio della storia, può essere un cantante, un personaggio dello spettacolo, insomma. Qui sul palco si presentano e interpretano questo personaggio al quale sono molto legate. Quindi mettiamo una musica, io le presento, le racconto, la teniamo un po' bassa mentre racconto il personaggio e loro poi sfilano. Prego, vieni Sifen con il numero 1.
Grazie mille, abbiamo finito la serata, diciamo, per le votazioni di Miss Venice Beach. I nostri giurati hanno votato per 3 criteri, ovvero quello della presenza, il primo impatto con il loro talento, hanno votato per il voto di portamento e posa fotografica, e quest'ultimo voto, un voto di interpretazione, dove ancora una volta le ragazze mostrano sul palco quelle che sono le loro capacità anche di relazionarsi con il pubblico, di intrattenerlo, di diventare un po' attrici di se stesse in un palco, in una scena teatrale. Vi chiedo di fare la somma di tutti i dati, di firmare la vostra scheda giuria con la data, e la nostra assistente Federica Driuso, talent scout del concorso, viene a recuperare le schede giuria, e siamo pronti per decretare le 4 Miss che passeranno il turno. Io vi ricordo poi che tutte le altre hanno comunque altre possibilità, nel senso che nel nostro sito www.missvenicebeach.net tutte le ragazze che non sono passate hanno la possibilità di farsi votare. La Miss più votata, alla fine ovviamente di tutte le tappe, arriverà direttamente in finale con la fascia di Miss Gazzettino, quindi insomma un'ottima opportunità. Alessandro, ci sei? Perché qua le ragazze dietro hanno la macchinetta per fare i conti, non è che ho delle scienziate che sono dei premi Nobel alla carriera. Sì, la Giulia ha fatto la somma. Giulia, vuoi sfilare? Vedi, no, preferisco restare qui in giuria, però quando ci dice la parola magica sfilare, allora ci si illumina. Bene ragazze, allora prepariamoci. Io saluto di nuovo i nostri fotografi in sfida, Daniele Dalla Vecchia di Belluno e Massimiliano Barbuni. Eccoli lì, sono dietro alla diretta di G di Ferro Team. Salutiamo tutti assieme, alziamo le mani e ci facciamo vedere anche dalla telecamera della webcam di Piazza Milano, così il pubblico che è a casa e ci ha guardato comodo dal divano, che non ha voluto perderla questa serata, insomma si è divertito, lo abbiamo coinvolto un po' in questa serata.